Dopo la vittoria col Saluzzo nell'infrasettimanale trasferta ostica per l'Imperia in casa di una castellanzese lanciata verso i playoff e reduce da 7 punti nelle ultime 3 gare, la sfida del Provasi si mette bene per gli uomini di Lupo che al quarto minuto passano in vantaggio con l'iniziativa di Capra sulla sinistra che trova Donnaggia centro area. Perfetto il tocco dell'attaccante Ligure che apre il piattone e batte indelicato per la prima volta. Prima volta perché nelle prime battute del secondo tempo c'è un atterramento in area lombarda, si va dal dischetto dove ancora Donaggio spiazza il portiere avversario. 0-2 e gara in discesa, poi però incomincia la rimonta dei padroni di casa così come era stato a Carate Brianza, minuto 61, mischia davanti ad Ani in aria imperiese, tocco più lesto di Alusciai che accorcia le distanze, l'Imperia tiene fino all'88esimo quando c'è questo intervento in area ospite, secondo rigore di giornata e terzo gol negli ultimi 2 turni di Chessa dagli 11 metri che balza anche in testa alla classifica cannonieri, un finale pazzo con un rigore reclamato dagli ospiti, con una parata di Dani su punizione di Chessa dai 30 metri al 95esimo. C'è però un'altra punizione, questa volta la castellanzese la mette in mezzo, dove a svettare sbuca la testa ancora di Alusciai per la clamorosa rimonta che lancia i padroni di casa al quarto posto. Imperia che torna in Liguria con tanto rammarico. Settimana prossima, big match contro il Bra.